2.654 abitanti, 1.696 quelli aventi diritto al voto. Eppure Campodoro andrà al ballottaggio. Lo strano caso del piccolo comune del Padovano è a dir poco surreale. 3 i candidati sindaco, per 2 di loro la battaglia elettorale si è chiusa in perfetta parità. Vincenzo Gottardo, vice sindaco uscente, candidato con la lista Campodoro Unito, ha raccolto 751 preferenze, stesso numero di Gianfranco Vezzaro, esponente del centrodestra sostenuto dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Siamo pronti per lavorare per altri 15 giorni e per convincere le persone che non abbiamo contattato, che non abbiamo convinto in questo periodo. La continuità nel cambiamento, perché comunque continuità significa proseguire i progetti, le attività già iniziate, ma in veste nuova, con persone nuove, con figure nuove, con rinnovato entusiasmo, per cui la novità nella continuità. I 2 sfidanti, piuttosto sorpresi dal verdetto delle urne, si preparano così al secondo turno. Sapevamo fin dall'inizio che la battaglia era dura, ma alla fine, voglio dire, i cittadini di Campodoro ci hanno premiato e quindi questa è una soddisfazione, per noi è già una mezza vittoria. Io chiedo ai cittadini di Campodoro di andare a votare domenica 9, di venirci a votare, è importante, è un diritto e un dovere. Io credo che la gente da ieri abbia capito che c'è la possibilità di cambiare a Campodoro. A fare d'ago della bilancia il prossimo 9 giugno, quando gli abitanti di Campodoro torneranno alle urne, saranno i 166 voti presi da Gregorio Morelli, lo sfidante del Partito Democratico.